But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw you back from outer space. I just went in to find you, be with a sad look upon your face. I should have changed my stupid luck, I should have made you live with me. If I am known for just 1 second, it'd be better for me, call now go. What kind of dog? Sassari svegliati, buonasera! Grazie per essere qua, siamo più delle sentinelle in piedi, che erano 12, noi siamo 200, di più, 10 milioni. Grazie Serena, grazie Natascia per essere qua con noi. Iniziamo subito una foto per il telegiornale, di nuovo i cuori in alto, grazie. Più in alto, ancora di più. Allora, siamo di nuovo in piazza per le unioni civili. Se guardate alla vostra sinistra c'è un banner che dice unioni civili subito. Quel banner l'abbiamo stampato nel 2006, quando è nato a Sassari il Comitato Cittadino per il Registro delle Unioni Civili. Quella battaglia ha portato in piazza tantissime persone e abbiamo ottenuto il registro nel 2011. E oggi siamo qua di nuovo perché finalmente abbiamo la possibilità che tutta l'Italia e non solo Sassari si doti di questo importante strumento che riconosca finalmente tutte le famiglie, tutti gli affetti e tutti gli amori. Siamo qua in piazza per dire basta all'omofobia, basta alla discriminazione, sì all'amore, agli affetti, alle famiglie. Allora io do subito la parola per illustrare i motivi per cui siamo qua a Barbara Tetti, presidente del Movimento Omosessuale Sardo. Buonasera a tutti e tutte, grazie per essere qua. Io sono emozionata, come insomma stanno per partorire, forse, non si sa, sarà travagliato perché ci sono 6.000 emendamenti, 6.000 complicazioni per questa nuova legge Cilinna sulle unioni civili. Insomma, ragazzi, speriamo di farcela. Noi come sempre andiamo in piazza in maniera gioiosa e anche oggi lo facciamo in questo modo. Smettetela voi contro le unioni civili di utilizzare in maniera strumentale i nostri figli. Sono nostri, noi ci occupiamo con amore della loro educazione. Pensate a passare più tempo con i vostri figli, a perdere meno tempo ai family day e a fare le veglie in piedi. Siete ridicoli, siete omofobi, continuate a dire di non essere omofobi, siete omofobi e nient'altro. Ciao a tutte e a tutti e grazie per essere così tanti qui stasera, grazie. Mi hanno detto di fare degli spot, non dei discorsi, e forse lo spot migliore che potevo regalarvi è semplicemente, data la mia funzione, leggere solo 2 articoli della Costituzione della Repubblica Italiana. 70 anni fa, quando forse non c'era mai stato, insomma, nel nostro paese altra manifestazione di diritti civili come questa e come queste. 70 anni fa un messaggio di libertà, di dignità, di eguaglianza. Allora questo è il mio messaggio di oggi. L'Italia è una repubblica che garantisce le libertà, che garantisce il diritto all'amore, il diritto alla solidarietà tra gli uomini e le donne, tra le donne e le donne, gli uomini e gli uomini, tra tutti noi, insomma, tra chi vuole dare amore. Quindi riconosciamo questi valori fondamentali. Grazie. Qualcuno si sente offeso nel considerare la famiglia nel considerare solo la famiglia tradizionale, la famiglia naturale e gli altri tipi di famiglie e sente offesa appunto l'idea della famiglia tradizionale. Io non riesco a capire, come tantissime altre persone, questa piazza lo dimostra, come una famiglia, cioè 2 persone che hanno un progetto di vita comune,
che pongono l'amore al centro del loro progetto di vita in comune, che desiderano la genitorialità, possano essere un'offesa. Offesi ci sentiamo noi, che veniamo calpestati i nostri diritti, tutti. Noi siamo la parte migliore di quella società, lo dico con assoluta convinzione. Noi siamo la parte civile, quella progressista, quella buona, e questa parte deve vincere, non può perdere ancora una volta, ma noi siamo pronti a continuare le lotte, perché i diritti civili che devono essere riconosciuti sono tanti e siamo troppo indietro, sono decenni che li attendiamo, siamo qui per questo. Io spero che da queste piazze, da tutte le piazze della Sardegna e dell'Italia arrivi un segnale forte, un segnale di civiltà, un segnale di normalità, di quotidianità, e vorrei che da queste piazze venisse fuori la bellezza, veramente la bellezza del coraggio che portano avanti tante famiglie, tante coppie, che nonostante tutto, nonostante il fatto che siamo ancora tanto indietro, portano avanti un messaggio di uguaglianza e di amore che deve arrivare forte e chiaro questa settimana a Roma. Quindi per me è veramente un onore, e sono anche abbastanza emozionata ad essere qui a portare un saluto che è istituzionale, ma è un saluto di cittadina come tutti voi che lotta perché questa battaglia abbia questa settimana un risultato importante. Grazie, continuiamo a stare insieme. Amnesty International e la rete dei diritti di Sassari, che io rappresento, chiaramente chiedono che questa legge venga approvata, ma non perché si tratta di un privilegio, ma si tratta di affermare un valore, il valore della dignità, il valore di tutte le persone ad amare, ad essere amate e ad essere rispettate nei loro diritti, ad avere estesi quei diritti che in Italia vengono riconosciuti a tante persone, a tante coppie, e che solo una piccola parte invece non può goderne. Io sono qui per la CGIL scuola, per la scuola, perché chiediamo che il Parlamento approvi una legge che estende diritti a chi oggi ancora non li ha. La scuola educa al rispetto di tutte e tutti, accoglie le figlie e i figli di tutte le famiglie, perché esistono tanti tipi di famiglie e hanno tutti diritto ad esistere anche se la legge non le riconosce. La scuola insegna che l'amore è un diritto e che è l'amore che crea una famiglia, ma in Italia ancora non è così e siamo qui a chiederlo. Come si fa a stabilire se un paese è avanzato da un punto di vista della civiltà, se un paese non cade nel conservatorismo, nell'oscurantismo? Forse la misura di questo ce lo dà il numero dei cellulari in mano ai cittadini, forse ce lo dà il fatto che nelle nostre case ci sono gli schermi piatti o i grandi televisori? Assolutamente no. Io penso che stabilire la civiltà di un paese la fanno i diritti, e in particolare i diritti delle persone, i diritti di quelli che oggi sono più deboli in particolare. Se io confronto quando sono andato via da Sassari 8 anni fa con quella che la disponibilità, l'aria che sento per queste strade, per questo ho visto i manifesti da tutte le parti di questa manifestazione, vedo tanti volti interessati, io credo che possiamo sperare addirittura per l'Italia, cioè considero Sassari un faro che porta e trasmette civiltà a tutti quanti gli altri. Come associazione non possiamo che rilevare nel dibattito di questi giorni l'estremo sessismo, perché tutta la discussione non è solamente omofoba, ma è anche molto sessista. Ora, è sessista la discussione attorno a questa legge perché soprattutto affronta una discussione che tra l'altro nella legge non c'è, che definiscono quella sull'utero in affitto, come se le donne fossero dei condomini. Anche il politicamente scorretto lo utilizzano perché sono sempre e comunque scorretti. Giusy ha già detto quello che noi sentiamo profondamente, che ci disturba in questo dibattito. Io voglio dirvi soltanto un'altra cosa. Io
sono libera di uscire col mio ragazzo, tenerlo per mano, libera se vorrò un giorno di sposarlo, libera se vorrò di adottare dei figli o di farne di miei. Le mie amiche, i miei amici, Carlo, Orietta, Antonella, non hanno questi stessi diritti, non potranno fare le stesse cose e io in un mondo del genere non ci voglio vivere. Buonasera a tutte e a tutti. Fra 10 minuti suona la sveglia e suona la sveglia suona per chi ha dormito e mentre noi dormivamo ci toglievano la terra da sotto i piedi e toglievano i diritti, decidevano chi poteva godere di diritti e chi no, discriminavano a seconda dell'orientamento sessuale e discriminano tutt'oggi. Mentre dormivamo la salute, la tutela della salute delle donne viene lasciata in mano a obiettori di coscienza a spese del pubblico, dei denari pubblici. Quindi noi alle 19 ci svegliamo, ma ci svegliamo tutti i giorni per smettere di sopportare, di sentire che ogni giorno le persone, gli uomini, le donne, i bambini subiscono lesioni dei loro diritti. Quello che manca al nostro vicino potrebbe mancare a noi, quindi buona sveglia a tutti ogni giorno. Io so cosa devo votare, so che il DDL Cirinnà è un punto di partenza dal quale non arretrare, è un punto di partenza serio per fare nuovi i diritti in Italia, fare i diritti in Italia che già in altri paesi d'Europa, in tutti i paesi d'Europa ci sono. Quindi c'è chi ha le idee chiare e che sta lavorando tutti i giorni perché anche gli altri che hanno le idee confuse se le chiariscano. Piazza come questa, insieme a tutte le piazze d'Italia, dà uno slancio maggiore a noi parlamentari per portare a casa questa legge. Siamo convinti che finalmente l'Italia debba avere la sua legge sui diritti civili di tutti. Noi siamo per la libertà di credere o di non credere, però in Italia e purtroppo anche a livello locale c'è una fortissima complicità tra una chiesa gerarchica che sta lottando contro i diritti di tutti e una politica che dovrebbe essere laica. Quindi quello che noi chiediamo è di tenere la religione per sé, per la propria vita intima e per i propri comportamenti e lasciare invece diritti importanti a chi non crede o a chi crede ma non in maniera così ingiusta. Arrivederci. In alto i cuori e che questa sveglia arrivi fino al Parlamento! È tempo che l'Italia diventi paese civile! In realtà noi siamo già svegli. Tutte le persone qui in piazza sono sveglie da tempo, dobbiamo dire di svegliarsi agli altri, a quelli che decidono per noi. Svegliatevi, non fatevi raccontare bugie, non credeteci, non siete dei bambini e soprattutto non le usate in maniera strumentale, perché questo è vergognoso. I diritti dei nostri bambini, delle nostre famiglie sono sacrosanti. Smettetela e svegliatevi. Grazie a tutti. Grazie Barbara, in realtà siamo da 10 anni, anche molti di più perché come mossa abbiamo iniziato nel 95 con la campagna Sardegna Libera, con la petizione sulle unioni civili e siamo ormai una ventina d'anni che ci chiediamo com'è possibile che ci siano delle persone che scendano ancora oggi in piazza contro i diritti degli altri. Ma non ce l'hanno qualcos'altro da fare, non ce l'hanno una famiglia, non ce l'hanno una vita, ma sono talmente frustrati che devono andare in piazza a spargere odio e andare contro gli altri. Noi almeno quando andiamo in piazza lo facciamo per la libertà, per i diritti, per l'uguaglianza, perché per noi qualunque famiglia va bene, qualunque persona che ama va bene,
chiunque, persino Giovanardi, addirittura persino Marcello Ru. Chi sono io per giudicarlo? E infatti ci pensa la magistratura, grazie. The street, the place to go. Lo facciamo insieme. Cause a night for the first time. Mi aiutate? All the fire, all past them. For the first time in our history, I'm gonna start this raining man. Insieme. It's raining man. Hallelujah. It's raining man. Amen. It's raining man. Più forte. Hallelujah. It's raining man. Amen. Dedicata a voi ragazzi.